E ora la festa continua. Good morning. The molta sorda. No, good morning. Buongiorno. Ah, buongiorno pure a voi. A lei? Ma a lei chi? Può avere reccioloni, ma pure cecate. Sai, io non speak English. Solo l'italiano. So, what's up, Don Antonio? No, io non essere pratica di queste social. A me mi piace più fare masciate, faccia e faccia. Face. No, nemmeno Facebook. No, face to face. Faccia a faccia. Ciao, papà. Annanzi femmine poi. Siete venuti a piedi? No, carrozza. E anche io avere carrozza. Ma io avere carrozza a 10 cavalli. Poi 10 cavalli e 20 cavalli. 1.300 multijet. Oggi ho venuto a piedi. Sono venuto. Ah, pure voi? E non vi ho viste. Of course. No, quale corso? Gli si fire. È andato cuoncio. Allora, come sta regina? Good. Ah, che la pernaccia, good ancora. Ancora c'è il cobra reale, una malatella. Oh, God. Si mette quelle piume in testa e non vuole sapere niente più. E chiacchiera che niente meno quando facette un matrimonio gli invitati in tabus ci mettete nei sesterze. Questa regina è proprio come il rotolono, non fornisce mai. I know. A nonna. Sciaga su. E allora? Come mai avete venuto qua? Parlato, dito. Dito? What is that? Ma quale rate? Dito, nel senso parlato. Speak, prosciutto e tutte cose tenemo giù. Modestamente qua dentro non ci manco nulla. Buckingham Palace a confronto di questo castello è un vascio. A noi vedere questo castello per celebrare marriage. E che vi arrangiate a fare? E non vi dovete arrangiare perché i russi quando la venà mosso la venà tussa. E sono davvero contento e felice di questa richiesta. A buffatua. I don't understand. Don't understand. Non si stand perché se mi stende io prendo sonno. Ah, sleep. No, che lo sono in mutante. Nel senso mi addormento e dopo facciamo l'altro. Insomma mi capite, no? Cock. La gente no, non mi cocca. Vabbè, mannanzia. Ma vi faccio un menù che nella corte schiattano pure le avete. Good. Hanno parlato tutto Orione. O Bronx, Bronx? Oh, good. Stammi a sentire. Poi il rezzo che pigliate pure la patata. Stammi a sentire. Una cosa sobria. Una bella cascata di melone e prosciutto che vi aspetta all'ingresso del castello. Una volta che avete trasuto con la carrozza accompagnata da Pone, i cavalli, come si chiamano? I cavalli. Ah, horse. No, qua urse. E dove le prende le urse a Sant'Antonio Abate? Poi mentre trasito nella sala, mentre la regina si è assettata al tavolo dove ho fatto preparare una sedia a forma di trono, dal piano bar da Geppino faccio partire una grande musica di Maria De Filippa di uomini e donne. No per vantarmi, ma la sobrietà è la parola che accomuna il mio castello. Le a buffatua. Oh, good, wonderful. And we? Ma quale we? Si dice we, così si dice a Mannav. E voi vi sedete al tavolo numero 3. Perché 3? Perché 3 è un figlio del re. Ma è 4? Mamma te padre non renda a buatto. So funny. No, non vi preoccupate, in tuo castello mio non si fanno a nessuno. Vedete la gente fidata, già che papà mettiamo in tuo stipetto, non vi preoccupate, state in banameia. Poi faccio partire un grande antipasto di Maro. Maro, bitch. Puttana? Ma che puttanesco. Qui in Inghilterra non sapete mangiare. Faccio una grande impepata di cozze piene di limone. Voglio vedere la faccia della regina mentre si zucca la cozzoca paesana e surcia malamente. E si cercherà a rendere, sai con me chi cazzo.
So funny, so funny. Non fanno a nessuno. Iniziamo, faccio una grande spaghetto a bongola che va davanti al re. Già fatta la battuta. Salsicce e friarill e cotolette per i children. A beverage metta la corona. E come dolci pasta reale e torta con ghiaccia reale. Realo. I like it. Come musico che accompagnerà l'evento non potevo far mancare Gigione. Perché? Perché il re dei matrimoni è Gigione. Si divertirà sicuramente la regina a ballare tra panarello, che si alza il poco della gonne. Quando partirà anche la campagnole sarà proprio un trionfo. Sapere Oru. Tuo padre sicuramente in queste cose ne capisce di più perché te ne orecchia. Poi dopo una bella confettate a buffet. Mi raccomando, senza che spurcate i mesali. E poi tra un Alessio e un Luciano Caldoro, se vi volete fumare anche uno spacche, vi volete fumare un sigarette, che sigarette fumate? No smoking. No smoking. Scusate, ma come venite al matrimonio? Con la mutanda e l'infradite? Va bene, faccio io e Diana, senza offesa. Poi grandissimo spettacolo, spariamo fuoco e poi ci sarà il volo delle palombe. Conosci palombe? Il palò. Bird. Bird, quelli ci stanno ogni tanto che dopo puoi mangiare sotto il tavolo. Ne menate qualcuno perché ci sta che uno rompa la buffata. Cara, non ne fate accorgere la scusa che si muove la seggia. L'importante è che si devono menare. Vai a non ne fa perché sennò si intofa la pancia. Poi quando vieni andato vi preparo 2 macchine per te e la regina. Car. No, tu puoi mandare sotto la raccia la regina che sennò la fai carina. Preparo una bella testa rossa, così fai anche pandanno con i capelli. For she? No, quale sci? E dove prendere la Nevo qua? Invece per lei una grande macchina. Quale? È facile. A Megan. Oh, good. Mi piace. Ci vediamo qua allora. Datevi un bel bacio perché sono pure un po' grattuso. Kiss so love me. Poi vi portate pure a lavorare a casa. State chiedendo la regina, volete sparagnare. Fate per io,